I'ma blow up. Cosa fai? Peugeot proprio handicappato. Vai! Caro. Tanto non ci puoi mettere le fasce mentre bullonghi, capito? Delle tue. La tua la metto se voglio. No, io non la voglio. Anche a massa. Ah beh. Ah. Ah, la mano! Ah, la mano! Guardali! Anche qua sono affiancati! Ma porca miseria! Oh! Bene, manca veramente poco e dopo siamo arrivati. Wow! Adesso procederò la neve. Siamo solo là però. Beh dai, diciamo che la neve, la maggior parte della neve si sta sciogliendo. Ma mamma, oh, fa male la mano, fratello. Che cacchio. Ma senti che formicolamento. Porca miseria. Ah, che male. Ah, che male. Ah. Vabbè, oh. Qui c'è ancora la nivea là. Hola, fratello. Ciao anche a te, GS. Oh cazzo, ho salutato. È strano da uno col GS. Hola. Feltre. Finalmente siamo arrivati in paese. Ok, adesso lo scopo di trovare raduno è quello di trovare una fila di moto, un gruppo di moto e seguirlo, che sicuramente loro sanno. Ah cazzo c'è la pula. Ah cazzo c'è la pula. Ah cazzo c'è la pula. Vabbè, però che te è proprio in mezzo alla corsia devi mettere la macchina. Beh, come mai tutto sto casino? Non c'è mai stato tutto sto casino per andare alla moto benedizione. Oggi c'è un casino atomico. Pacca Boys Scout. E qua sì, vabbè, che pacca da moto. Ma tutti qua, perché tutti qua? Non è il solito posto. C'era una Hayabusa che ha sgasato. Ma così mi fa ancora più male la mano. Ma guarda la visiera, se no. E fanno tutto. Beh, noi seguiamo la Mandria. Ma guarda che casino. Che sei per andare sta moto benedizione. Non che sei mai stato da sto casino. Cosa che hai fatto sto anno? Mi ha bloccato messo. Vabbè Marco, io ti sto dietro. Guarda Dio. Guarda. Secondo me stanno già partendo per il corteo. Che facciamo? Li seguiamo? No. E allora dovrebbe essere lì. In teoria sì, perché mi hanno detto che non è più lo stesso posto. Questo è il posto dell'anno scorso. Appunto, ma io ieri ho sentito un amico, non è più qua. In teoria dovrebbe essere quello. Ok, aspetta. Devo andare qui. E che sarà quello di prima. Sto anno hanno spostato il posto, non è più qua. Dovrebbe essere quello di prima. Già in brio, là. Sì, dovrebbe essere quello. Vabbè, mi mestuo un attimo e sto qua finché aspettiamo. Ragazzi, c'è stato un cambio di programma e a quanto pare qua la moto benedizione stanno un po' un casino perché non l'hanno mica fatta nello scorso anno, nel solito posto dove lo fanno sempre. Come mai questo non lo so, perché non riesco a capirlo. Vabbè, strano pare che abbiano fatto tutto un casino. Quindi abbiamo deciso di cambiare il programma e per adesso ci fermeremo alla birreria Pedavena e decideremo dove andare, che probabilmente a questo punto ci faremo un giro per i cavoli nostri, su per i monti, e decideremo tra virgolette un itinerario e vediamo dove andare. Intanto andiamo fino a sta birreria e così ve la faccio anche vedere dove fanno la birra del Pedavena. Ah, la birra che buona,
E il dosso non è buono, il dosso. Anche questo dosso non è buono, porca troia, fai un volo. Questa strada non l'ho mai fatta, è un po' un casino, piano, con la sportiva, non è facile. Mi fanno male le noccioline, le noccioline che male. Ma va, che cazzo di casino hanno fatto? Ma perché hanno chiuso tutto qua? Non potevano fare il solito anno, era più grande anche. L'anno scorso era più grande. Vi lascio in alto a destra un video dove ci sono delle immagini della moto benedizione dell'anno scorso e dopo ditemi voi, cioè il posto là era più grande, ci stavano molte più moto. Abbiamo perso gli altri, ma in teoria io mi ricordo la strada per arrivare fino alla birreria Pedavena. Forse non me la ricordo proprio la strada. Come il mio solito, che ho sbagliato rotonda, fa il cuore, devo tornare indietro alla Pedavena. Ascolta, ho male alle noccioline, mi fa male la mano e ho sete, quindi voglio andare a Pedavena, quindi fammi passare e andiamo di là, cacchio. Prima giornata in montagna del 2018 e porca miseria, oltre che avere rotto le noccioline le ho anche girate adesso. Oh là, eccola qua, finalmente siamo arrivati a Pedavena, cioè siamo già a Pedavena, siamo arrivati alla birreria Pedavena. Sarò solo. Frena, sì, adesso arrivo. Volete che ci fermiamo subito o ci facciamo un giretto? No, così! Voglio bere! Vedere? Amico, sì! Fa male la punta! Mi sa mai! Aspetta il mio sistema! È un'impresa! Ce la faccio! Tu sì che sei furbo! Ma che ore sono? Boh. Come boh? Vedi che, vedi che è il prete. 10:30! Guarda che è il prete. 11! Mangiamo! Fame! E 11:30! Mangiamo la pappa, fioi! Io ho fame! Ho fame così! E mi scampa la pipì! Autogrill! Chi sei che sei? Devo bere, dai! Gatto sei? Sì, potremmo io. Ma gatto sei? Gatto sei? Hai sete? Boh, devo bere! Tu amore hai sete? Te bevi io stesso! Cazzo, mi stavo intossicando, gli ho spento la moto, no? Sì, è una camera a gas quella moto, cazzo, non so. Vuoi una anche te? Vedi? Cavate il casco però. Sto vloggando. Allora, ascolta, intanto mi cavo sto casco, ragazzi, ci vediamo dopo. Tanto vado a bere e mangiare. Ebbene sì ragazzi, siamo ripartiti da Pedavena, abbiamo mangiato la pappa, ci siamo fermati un'oretta abbondante anche. E adesso abbiamo abbandonato ormai la moto benedizione e siamo adesso su questa strada che non mi ricordo neanche più perché è la prima volta che la faccio, però madonna guarda che curve, mamma che belle, porca miseria. Stiamo facendo questa strada qua perché la maggior parte di noi sta cercando un benzinaio e ci stiamo imbattendo su questa strada qua di alta montagna. Chissà che ne troveremo uno perché io non so quanto benzina ho. E visto che ci sono tutte queste belle strade con curve ampie, ho detto, mi era anche dimenticato di accendere la telecamera, mi sono fermato là accesa e adesso vi sto portando qua con me in questa strada che è anche la prima volta che la faccio. Mamma! Io sono sicuro che questa strada l'avrà fatta Sina, sicuro come l'oro. Però non sto curvando bene. No. Mamma. Che curva! Madò, se non avevo la tipa ero in tutta ginocchio a terra. Anca massa. La maggior parte del gruppo è andato avanti, non so se riusciremo a prenderli, ma per questa volta chi se ne frega, mi voglio divertire un po' anch'io. Ah sì, adesso mi è venuto in mente il nome del passo, Passo Croce Daune o Daune, non mi ricordo più, però dovrebbe chiamarsi in uno di questi due nomi. Ah, li abbiamo presi.
pian 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 pian, che dobbiamo essere massi con qua. Bello! Ah, cacchiarola che tornantino, piccolino, piccolino, strettino, strettino, strettino. Porca miseria che ripido! Wow! Non sono mai venuto giù per questa strada. Piano, piano. Vai, 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 vai. Sì, vabbè, ma cazzo che stretto questo tornante. Porco! Stretti, no! Piano, 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 piano. Tutta in discesa, che pacco! Dobbiamo andare giù per là. Oh, bello, 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 bello. È meglio non correre troppo in discesa quando si ha la zavorra, magari lei non è neanche preparata e rischiamo di farci male entrambi. C'erano anche un po' di sassetti però su sto asfalto, mamma che schifo. Un po' lungo sono andato anche. Mamma, mamma. E destra e sinistra, e destra e sinistra. E moscerino spappolato sulla visiera. Porco boiz! Usa da merda! Oh, adesso è già più bella. Adesso è già più bella, mi piace di più. Mi piace di più. Dove siamo non lo so. So solo che è un posto bellissimo. Guarda che belle casette di montagna. Aia! Ah, le noccioline! Aia! Olla! Oh no 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 no!